Inizia a Padova, a Treviso, lo sciopero globale per il clima e i cortei degli studenti e delle famiglie lungo le strade delle città contro i mutamenti climatici. Giusto scendere in strada per sensibilizzare sul clima e l'ambiente in pericolo, continua il nostro sondaggio di oggi sulla protesta nelle piazze. E caccia al super manager che gestirà la Fondazione per la gestione delle Olimpiadi 2026. La scelta potrebbe essere comunicata nell'incontro per il prossimo 7 ottobre a Verona con il CONI e il ministro Spadafora. Condannata stamane la banda del clamoroso furto dello scorso anno a Palazzo Ducale, per i 5 componenti il Tribunale ha respinto ogni tipo di patteggiamento. Ex azienda finita all'asta diventa discarica di rifiuti pericolosi ed inquinanti, 4 persone denunciate a Loria nel Trevigiano, sequestrati 250 metri cubi di materiale. Dopo la sentenza della consulta sul fine vita alle parole del patriarca di Venezia Moraglia si è riconosciuta la possibilità di ricorrere a quella che alla fine è una morte a comando. Sport basket, l'esordio di Reyer e De Longhi in Serie A per i campioni d'Italia, vittoria risicata nel derby del nord-est contro Trieste. Treviso ritorna nella massima serie con una pesante sconfitta contro la corazzata Milano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano lo sciopero globale per il clima con i cortei degli studenti in tutte le principali città della regione. Nel primo servizio vediamo quindi com'è andata questa mattina a Padova. Bisogna costruire un mondo diverso, bisogna cambiare il sistema e non possiamo fare solo bloccando le città. Una grande clessidra a simboleggiare il poco tempo che rimane, agire subito per il bene del pianeta. Il messaggio lanciato dalle migliaia di ragazzi che sono scesi in piazza a Padova per la manifestazione del clima. Una mobilitazione regionale che in città ha avuto un'adesione massiccia, circa 10.000 i partecipanti, tantissimi studenti, mamme con bambini che hanno abbracciato l'accorato richiamo dell'attivista svedese Greta Thunberg. Giusto che capiscano di far parte di un qualcosa che è un tutt'uno, che è il loro mondo, sarà il loro mondo. Ci sembrava una bella iniziativa e abbiamo pensato che fosse interessante anche per loro avere fare questa esperienza. Le arterie principali della città. Il percorso ha attraversato le principali vie d'accesso di Padova. I manifestanti arrivati in corso Milano si sono sdraiati a terra, hanno bloccato il traffico, poi hanno appeso uno striscione contro il maxi parcheggio della Prandina accusato di portare troppe auto in città. Abbiamo fatto anche una richiesta alla Regione Veneto che parla di stop alle grandi opere, stop alla cementificazione, acqua bene comune e bonifica di tutti i FAS, screening generalizzato per le persone colpite da FAS e una serie di altre richieste come le navi fuori dalla laguna, la stop alla costruzione della pedemontana, tutte richieste che comunque hanno un unico denominatore, quello della tutela dell'ambiente e del territorio. L'azione più eclatante ha preso di mira il grande supermercato in costruzione alle porte di Padova, a pochi metri da Prato della Valle. Qui alcuni manifestanti mascherati e vestiti con le tute bianche sono saliti per appendere uno striscione. Tra canti, balli e raccolta rifiuti il corteo ha proseguito fino a Prato della Valle, mentre le macchine ferme in colonna pazientavano sostenendo le motivazioni dei ragazzi. È una giusta causa perché vediamo che il clima va sempre peggiorando. Quindi fanno bene questi ragazzi? Sì, senz'altro, perché è la vita loro. Io ormai alla mia età non posso intraprendere queste cose, però come si dice, fanno bene i ragazzi. La giornata all'insegna del clima ha provocato alcuni rallentamenti anche nelle corse dei bus e del tram. E continua il nostro sondaggio dedicato proprio alle manifestazioni di oggi contro i mutamenti climatici. In marcia per il clima, giusto protestare è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere con uno squillo gratuito ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se per voi la risposta è sì, fate una chiamata allo 0422 162 6691, se per voi la risposta è no, uno squillo gratuito lo fate allo 0422 162 6690. Al termine del telegiornale di Treviso, che va in onda come sempre a partire dalle 19:30, conosceremo insieme l'esito del sondaggio di oggi.
Così dunque nelle principali piazze del Veneto questa mattina, ma in una scuola, il Collegio Astori di Treviso, a Mogliano, la giornata dello sciopero globale per il clima è stata celebrata con un'iniziativa particolare, approcciando le tematiche ambientali attraverso la musica. Niente corteo dunque, ma un concerto ed una lezione dei tecnici Veritas sulla raccolta differenziata. Vediamo. Penso che sia un'ottima manifestazione tutto, ma dobbiamo imparare a fare dalle piccole cose, cioè già a casa nostra con il riciclo, oppure al posto di andare in macchina per un percorso di 10 minuti andiamo in bicicletta. Secondo me sì, può andare bene fare una manifestazione, ma dobbiamo fare prima dei piccoli gesti, soprattutto da noi dove deve partire questa cosa. Nel giorno della manifestazione globale contro i mutamenti climatici, gli studenti della Stori di Mogliano, anziché andare in piazza, hanno scelto un modo diverso per la sensibilizzazione sui temi ambientali, una giornata che ha abbinato musica e ambiente. Si è realizzata una collaborazione tra un gruppo di musicisti e la Veritas, proponendo ai ragazzi quello che è un termine di rispetto, di armonia per quanto riguarda l'ambiente. Se pensiamo che la musica è qualcosa di trasparente, di pulito, ma che è anche un valore civico per chi poi da giovane si inizia a studiare uno strumento, e è correlata all'educazione civica nella raccolta differenziata dei rifiuti, quindi legata un po' a un connubio con l'ambiente. Rispetto allo sciopero e al corteo, qui si è scelto un approccio diverso, sicuramente originale, affrontando tematiche ambientali attraverso la delicatezza e la creatività della musica classica. Credo che sia un approccio anche questo valido, tra i 1000 possibili. L'importante è che cresca tra i giovani questa sensibilità dell'ambiente, perché alla fin fine l'ambiente è loro più che di quelli della mia età. Il NOE dei Carabinieri ha posto sotto sequestro a Loria 250 metri cubi di rifiuti pericolosi stoccati abusivamente, un muletto, una gru ed un'area di 200 metri quadrati, ed hanno inoltre denunciato 4 persone. L'area apparteneva ad un'azienda fallita 3 anni fa, successivamente venduta all'asta ed ora in fase di cambio di proprietà. Ad attivare gli investigatori è stata la segnalazione del custode dell'area, di cui una porzione con sovrastanti rifiuti era già stata sottoposta a sequestro nell'agosto del 2017. Gli attuali rifiuti pericolosi, come contenitori di solventi, lana di vetro, fusti di olio vuoti e non pericolosi, imballaggi, scarti lignei e vari pezzi di metallo, sono stati quantificati in circa 250 metri cubi. Il NOE ha identificato gli attuali proprietari dell'immobile che hanno gestito i rifiuti senza alcuna autorizzazione, assieme a terze persone proprietarie delle macchine operatrici trovate sul posto. Gli indagati, tutti residenti tra le province di Treviso e Verona, sono stati denunciati. Parliamo ora delle Olimpiadi invernali Cortina-Milano del 2026. Caccia al super manager che gestirà la fondazione nata appunto per gestire i giochi invernali. Sentiamo. Siamo alla ricerca, l'headhunter, il cacciatore di teste è incaricato, chi ha ambizioni o vuole segnalare qualcuno lo segnali a Spencer Stewart, che sta raccogliendo i curricula. La caccia è aperta e il nome del prescelto potrebbe già essere indicato nella riunione che il 7 ottobre vedrà riuniti a Verona il presidente del CONI Giovanni Malagò con i governatori del Veneto Luca Zaia, della Lombardia Attilio Fontana, i sindaci Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. I cacciatori di teste hanno un identikit ben preciso che non può prescindere dalla preparazione e dalla quotazione a livello internazionale. Standing internazionale, grandi relazioni, visione di processi industriali, esperienze in grandi strutture ovviamente private e pubbliche, e ovviamente ricordo che non avrà uno stipendio da grande amministratore delegato nel privato, perché noi non possiamo pagare molto, per cui si va nella direzione anche di una persona che ci deve mettere buon impegno, deve crederci e deve amare questo mondo. La selezione è nelle mani della Spencer Stewart, una società americana di consulenza aziendale. Inutile nascondere che già circolano i primi nomi di top manager che, se accetteranno, dovranno farlo con spirito tipico della partecipazione a una gara sportiva, escluse pretese di stipendi a 6 zeri. La disponibilità invece è già stata fissata in 7 anni.
su questi nomi insomma ci concentreremo per verificare chi potrà meglio assolvere il lavoro. Certamente una ricerca non facile, ma sulla quale insomma ci stiamo concentrando, è una bella sfida, siamo una bella squadra, un evento oserei dire straordinario, e quindi insomma, credo e sono speranzoso insomma, che ci si troverà la persona giusta. All'incontro di Verona sarà presente anche il neo ministro dello sport Vincenzo Spadafore. Sul piatto sarà messa la legge olimpica, che a tutti gli effetti rimane la priorità. Torniamo ora a parlare del clamoroso furto a Palazzo Ducale l'anno scorso dei gioielli del Maharaja. Ebbene, questa mattina sono stati condannati 2 dei 5 componenti. La banda, sentiamo. Condannata questa mattina con rito abbreviato, quindi con lo sconto di 1/3 della pena, la banda autrice del maxi furto a Palazzo Ducale del 3 gennaio scorso, con la refurtiva assicurata per oltre 8 milioni di dollari. Dovrà scontare 5 anni e 4 mesi Vinko Tomic, capo della banda, che dovrà pagare anche 800 euro di multa. Lo stesso aveva ammesso di aver compiuto il colpo. 6 anni e 1000 euro di multa per Dragan Mladenovic, suo principale complice. La condanna questa mattina da parte del giudice Enrico Ciampaglia del Tribunale Monocratico di Venezia. Nella requisitoria l'accusa, rappresentata dal PM Gasparini, aveva chiesto 3 anni e mezzo. E sempre il giudice Ciampaglia ha poi respinto il patteggiamento degli altri 3 imputati, Zelmir Gerbavek, Zvonko Gregic e Vladimir Durkin. È una condanna frutto della pressione mediatica sul processo, il commento del collegio difensivo. E lo ricordiamo, i 5 sono responsabili del furto di gioielli avvenuto proprio l'ultimo giorno di apertura della mostra I tesori del Mughul e dei Maharaja. Furto preceduto da 2 tentativi relativi agli stessi gioielli avvenuti nei giorni precedenti, il 30 dicembre e il 2 gennaio. Di parere diverso la banda, che invece ha sempre sostenuto che le 2 incursioni a Palazzo Ducale fossero stati semplici sopralluoghi necessari in vista del colpo del 3 gennaio. Il dibattito sul fine vita, interviene oggi il Patriarca di Venezia. Si è riconosciuta la possibilità di ricorrere a quella che alla fine è una morte a comando, poiché di questo si tratta, al di là del fatto di rispettare un determinato protocollo. Così il Patriarca Francesco Moraglia, commentando la sentenza della Corte Costituzionale sul fine vita. Nel sottolineare che la decisione dei giudici evidenzia tutta la fragilità della politica italiana, Moraglia ha rilevato che la nostra società ha ridotto l'etica a questo: rispettare determinate regole. Il Patriarca ha rimarcato la posizione presa dai medici, i quali ora chiedono che sia un altro a decidere chi deve morire, che sia un pubblico ufficiale a dirlo, riconoscendo così che i medici sono invece chiamati a fare di tutto per guarire le malattie ed accompagnare le persone in ogni momento. Secondo il Patriarca, la preoccupazione ora è per l'inevitabile spinta culturale implicita che può derivarne e può essere raccolta dalla nostra società, particolarmente dai malati e dai parenti dei malati. E appunto proprio sul tema del fine vita e del suicidio assistito siamo andati oggi a sentire che cosa ne pensano i trevigiani, tra loro anche 2 volti molto noti in città. Sentiamo. Anche Treviso discute sul suicidio assistito, che non è eutanasia, dove un medico somministra un farmaco letale su indicazioni lasciate da un testamento biologico. Quello su cui si è espressa la Corte Costituzionale è l'azione diretta del malato che si somministra il farmaco letale e nello specifico la non punibilità di chi assiste tale gesto. Per la maggioranza di trevigiani che abbiamo interpellato, il fine vita deve rimanere una scelta personale. Sono d'accordo che ci sia. Perché uno può terminare le sue sofferenze, il discorso è, devo continuare a soffrire. Ci vuole che il legislatore faccia una legge nazionale e faccia un regolamento più serio, più completo nel suo insieme, perché comunque bisogna avere anche dei controlli. Io ho già deciso e ho lasciato per iscritto. Per me è giusto che possa decidere per sé. Se uno sta male... Però la Chiesa dice invece che... La Chiesa può dire quello che vuole. Non frega niente di quello che dice la Chiesa, io sono favorevole che la Chiesa c'è sempre una forte ingerenza da parte sua. Tra chi non condivide un volto noto della medicina e della politica trevigiana. Il Parlamento deve accollarsi la responsabilità di legiferare su questo tema. Resto sempre dell'avviso
e sono profondamente convinto di dire no all'eutanasia. A fargli da contraltare lo sceriffo della città. Io sono sempre stato sostenitore dell'eutanasia e della morte dolce accompagnata. Io ho un vantaggio, che ho percorso in 18 anni centinaia di case di riposo e ho visto dei casi che gridavano vendetta nei confronti di Dio, perché la vita alle volte non si può ridurre a una sofferenza innegabile sua, ma anche dei familiari. Proseguiamo con la cronaca, momenti di panico oggi nella centralissima piazza Castello a Padova. Sentite cosa è successo. Le urla, le lacrime, il tranquillo mezzogiorno della centralissima piazza Castello viene scosso dalle grida di una donna. Sul posto arrivano in pochi minuti un'ambulanza, il camion dei vigili del fuoco e 2 pattuglie dei carabinieri. In un primo momento la situazione sembra difficile da ricostruire. C'è un uomo che ha tentato di buttarsi dalle scale, fuori dal portone, e una signora con il volto sanguinante. Mentre i pompieri e i medici del 118 soccorrono i feriti, i carabinieri della caserma di Prato della Valle cercano di ricostruire l'accaduto. Pochi minuti prima, in uno degli appartamenti, c'era stata una lite, 2 coniugi in crisi da tempo, i toni degenerano e il marito ferisce l'avvocato di famiglia, poi tenta il suicidio facendosi cadere dalle scale. Ferito viene subito trasportato d'urgenza in ospedale, la moglie è in stato di shock, l'avvocato, ferita al volto, viene medicata sul posto e ascoltata dai carabinieri. Terribile incidente stradale questa mattina lungo la statale del Santo, ferito gravemente un collega giornalista. Uno schianto frontale, l'impatto tremendo e l'auto che viene sbalzata e si ribalta lungo il ciglio della strada. Grave incidente stradale venerdì mattina lungo la nuova statale del Santo nel comune di Campodarsego. L'auto guidata da un giornalista si è scontrata con un camion che proveniva dalla direzione opposta. Il giornalista 52enne è rimasto ferito gravemente, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello schianto. Grosse ripercussioni sul traffico che per ore ha subito rallentamenti. Truffa per la concessione delle antenne all'interno del Parco dei Colli Euganei nel mirino della finanza, una società che gestisce dei ripetitori sul Monte Cero. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato conti correnti e beni immobili riconducibili ad una società che gestisce impianti radiotelevisivi e ai suoi amministratori un 57enne e un 30enne, entrambi di Ponso. Entrambi sono a giudizio nell'inchiesta della Procura di Rovigo per frode in pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni del comune di Baone e del Parco Colli Euganei. Nel mirino è finito un raggruppamento temporaneo di imprese che ha ottenuto in affidamento per 60 anni la gestione del ripetitore sul Monte Cero, a cui sono agganciati gli impianti di ripetizione radiotelevisivi. Il contratto con i 2 enti pubblici prevede il versamento di un canone annuo e, da quanto emerso nelle indagini, i 2 imputati avrebbero omesso di versare al comune di Baone e all'ente Parco Colli oltre 290.000 euro di canoni riscossi. Inoltre, con la complicità di 2 funzionari pubblici che risultano al momento indagati per abuso d'ufficio, avrebbero emesso fatture false per 200.000 euro evadendo 60.000 euro di imposte. In una nota la società in questione ha rivendicato la correttezza del proprio operato e si dice pronta ad impugnare il provvedimento. A Venezia ora è stata approvata la delibera che frena le attività dei cosiddetti negozi di pacottiglia nel centro storico. Pianino pianino, gutta cavalla lapidem, la goccia scava la roccia, pianino pianino andiamo incontro a quelli che sono gli obiettivi della nostra roadmap del progetto di governance sul turismo, implementandoli da tutti i punti di vista. E dopo la lotta all'abusivismo, ai B&B, al turismo selvaggio, è stata approvata dal Consiglio Comunale anche la delibera che stabilisce le norme in ambito commerciale a tutela delle aree di Rialto e San Marco per i prossimi 3 anni. È una delibera che va nel segno di quello che vuol fare questa amministrazione, cioè del rispetto delle tradizioni, perché noi abbiamo chiaramente un artigianato importante, un artigianato che il mondo ci invidia, che il mondo ci copia, e proprio per evitare, soprattutto nelle aree di maggior flusso come possono essere le aree
di maggiore importanza anche per il transito turistico, che è l'area realtina e l'area di San Marco, si è deciso di dare un freno nelle more di quello che è anche la libertà di impresa, però in zone particolarmente di sostanza, di dare un freno a quelli che sono i negozi paccottiglia. Una delle norme principali riguarda la lista delle categorie ammesse per le nuove aperture e trasferimenti. Saranno accettati solo commercio al dettaglio e produzione del settore di moda di alta gamma, librerie, gallerie d'arte e antiquariato, arredamento e design, commercio e produzione di oggetti preziosi, commercio di orologi di alta gamma, commercio e restauro di oggetti d'arte, artigianato artistico, cose antiche, artigianato tipico, tradizionale e storico. L'obiettivo è questo: uno, conservare il nostro artigianato, cioè dare la possibilità al nostro artigianato di essere visto nella sua interezza, non nella sua falsificazione. Due, di far sì che la nostra città abbia la sua specificità. Linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo con la pagina dello sport. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Siamo ora alla pagina dello sport con il basket. L'avventura dell'Umana Reyer in campionato comincia come si era conclusa la scorsa stagione, con il trionfo scudetto al Taliercio di Mestre, battuta Trieste in rimonta con un gran finale in cui anche il catino del Taliercio ha spinto gli Orogranata al successo per 78-73. Decisivo Bramos, già in forma, così i padroni di casa hanno riscattato la delusione per la sconfitta della Supercoppa. Il coach dell'Umana Reyer, Walter De Raffaele, a fine gara soddisfatto per la vittoria ed il carattere dimostrato dalla squadra capace di riprendere in mano la partita, non ha comunque nascosto che c'è ancora molto da fare per migliorare. Domenica però è già tempo di tornare in campo. Esordio amaro invece per la De Longhi Treviso nella serata del grande ritorno in Serie A. Vediamo. Noi dobbiamo essere una squadra molto più anche sfruttata, ecco, quindi se si va sotto, bene, pazienza, si fa un time out, se ne faranno due, si continua a difendere e si continua a giocare duro dal primo all'ultimo secondo. Eccola dunque la Serie A. Assaggiarla contro la squadra favorita per lo scudetto può tagliare le gambe anche ai più convinti, e Treviso convinta lo era davvero ieri sera nel Palaverde, da tutto esaurito per il ritorno tra le grandi. Tanto convinta che dopo la stretta di mano tra coach Max Menetti e l'ex Santone Ettore Messina alla guida della corazzata Milano, la De Longhi ha fatto sul serio per due quarti, reggendo l'urto con fermezza e piazzando i canestri giusti. Un parziale di 8-0 iniziale che ha fatto sognare. Poi Milano è rientrata e ha macinato la squadra favorita, chiudendo con un vantaggio però esiguo, ma che si è allargato sempre di più. In un momento sembrava che non stessi non si arrivati, ed era vero, ed eravamo in 14, non eravamo a meno 45, però sembrava che fossimo a meno 30. Errori e percentuali che crollano, sfiducia che prende il sopravvento, e non te lo puoi permettere con Milano che divora la gara fino al 75-53 finale, oltre un ventello di scarto e un terzo quarto da incubo finito 21-9. Menetti sa che deve ripartire da una difesa che in più punti si è dimostrata di livello. 75 punti con Milano comunque non sono, vuol dire che comunque abbiamo avuto un'idea difensiva, seppur ancora abbiamo fatto, sono quei 10, 12, 14 punti che sono dei regali su dei cambi, su delle situazioni molto semplici, che però con queste squadre sono pesantissime. E il migliore in campo è proprio uno che mangia pane e difesa, ma sa anche colpire il canestro. Il più acclamato del pubblico, Lorenzo Uglietti, che in vista di Cremona individua un'altra arma da sviluppare. È fatto bene anche dal correre di più contropiede, ad essere più coraggioso nel correre di contropiede, magari rischiando qualcosa in più, cosa che nel secondo tempo abbiamo smesso di fare. Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 dopo i TG. Questa sera ospiti in studio il senatore Giovanni Endrizzi del Movimento 5 Stelle e il deputato Raffaele Baratto di Forza Italia. Poi in prima serata dalle 21:15 torna 40 la trasmissione dedicata ai 40 anni di storia di Antenna 3.
Ed è davvero tutto per questa edizione, come sempre al termine ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Weekend a tratti variabile e anche la giornata di sabato 28 settembre sarà così, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo piuttosto nuvoloso con qualche pioggia a carattere sparso, tuttavia di debole intensità. Qualche spazio maggiormente soleggiato sarà possibile al pomeriggio, entro la nottata migliorerà un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 13 e 18 gradi, massime sostanzialmente stazionarie tra i 21 e i 24 gradi circa. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi fin dal mattino e con occasionali temporali a carattere sparso, anche in questo caso in esaurimento entro la notte. Temperature invariate, minime tra 15 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, il cielo anche qui sarà a tratti coperto con qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 25 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!